Credo che le novità possano essere riassunte in alcune considerazioni. Innanzitutto una novità è la continuità, perché grazie a questa iniziativa c'è la possibilità di dar continuità ad una vivacità di cui questo forte ha bisogno, ha tanto bisogno. Un'altra novità è rappresentata dal tema di questa prima sessione di arte contemporanea, che è tutto incentrata su Vaia, e quindi sono riusciti ad interpretare artisticamente anche un fenomeno che ha coinvolto e ha preoccupato molto il nostro territorio, la tempesta Vaia, e il collegamento dell'arte con Vaia è riuscito a dare dei frutti eccezionali. Io ne colgo uno in modo particolare, che è quello di obbligarmi, parlo per me, a fermarmi di fronte alle opere incentrate su Vaia, a fermarmi a riflettere. È opportuno farlo perché diventa educativo. Lei è stato il primo sindaco che si è assunto in prima persona la responsabilità di rimediare ai danni di Vaia. A che punto siamo? Siamo a buon punto, noi abbiamo avuto la fortuna, se non la bravura, la fortuna di cogliere al volo un'opportunità che era quella di essere soggetto attuatore, e io l'ho fatto volentieri, anche se mi sono reso conto fin da subito di non essere personalmente all'altezza. Io non ho delle specifiche qualifiche nell'ambito del bosco, nell'ambito del legno, però mi sono attorniato di persone brave, ho avuto la fortuna di avere una guardia boschiva che è un vigile del comune di Pieve di Cadore, che è Paola De Martin, e insieme abbiamo cominciato a intraprendere la pulizia dei boschi. Siamo arrivati al 50% dei metri cubi che dobbiamo recuperare dei boschi, ed è un buon risultato. L'amministrazione ha sentito fin dall'inizio la necessità di collegare il forte, che è una struttura meravigliosa, restaurata appunto e inaugurata 3 anni fa, al paese sottostante, perché è una passeggiata di 10 minuti ma comunque che lo colloca al di fuori del centro di Pieve, e ha pensato di farlo con un progetto dal titolo Pieve in rigenerazione 4.0, giocando un po' sulle parole rigenerazione, quindi risvegliamoci un po', e 4.0 perché era rivolto ai giovani, per attrarre le giovani generazioni a venire a viverlo questo forte, a sentirlo loro, e l'ha fatto attraverso organizzando concerti di rock, classica, folk, presentazioni, balletti, ci sarà il teatro all'interno, tutto rivolto alle giovani, ai giovani. Io credo che proprio il forte non vada visto come il singolo elemento in cima a una collina, ma un elemento all'interno di un parco che sicuramente come amministrazione comunale vogliamo rilanciare, perché ha delle potenzialità enormi. C'è questo forte, abbiamo un altro forte, abbiamo una visuale, un belvedere grandioso, la biblioteca degli gnomi, parco giochi, abbiamo la casa di Babbo Natale, insomma abbiamo una palestra di roccia purtroppo dismessa, ma c'era, abbiamo la sede del Bobbin, quindi insomma è una collina ricca di storia anche passata, ed è giusto rimetterlo a pieno regime. All'interno del foyer del Museo dell'Occhiale permetteremo ai giovani di entrare nell'orario d'apertura del museo e vivere anche quello spazio ascoltando musica, con le connessioni wifi, anche in questo caso qua con una visione di un museo che non è soltanto un luogo di esposizione di oggetti, ma un luogo vivo dove all'interno non si fa cultura e si ospitano e si accolgono ben volentieri i ragazzi. L'idea di concentrare questa attività nel foyer del museo è proprio quello, perché il forte purtroppo d'inverno non è raggiungibile, soprattutto se è un inverno con la neve. Il museo è nel centro del paese e diventa forse un po' l'appendice invernale, chiamiamola così, delle attività che vengono fatte al forte nel periodo estivo.